C'entro anch'io, c'entro anch'io. Eccoci a Centro Anch'io, grazie per essere in nostra compagnia. Vogliamo raccontarvi oggi Monsignor Luigi Fe Dostiani, prima delle nostre simpatiche interviste. Nato a Brescia nel 1829, era figlio del conte Giulio e della contessa Paola Fenaroli. Laureato a Padova in diritto civile ed ecclesiastico, passò al seminario di Brescia e celebrò la sua prima messa nel 1855. A Roma Papa Pio IX lo nominò suo cameriere segreto. Tornò però a Brescia, dove divenne archivista della curia vescovile, formando un piccolo cenacolo di intellettuali. Nel 1873 venne nominato prevosto dei Santi Nazzaro e Celso. Fra le sue molte attività anche la fondazione della prima scuola bresciana di telegrafia e di una scuola di canto gregoriano. Fu anche direttore dell'Istituto delle Suore Cannussiane. Prolifico autore di saggi storici, lasciò anche poesie dialettali. Tra i molti ricordiamo il suo libro Storia, tradizione e arte nelle vie di Brescia. Morì il 3 febbraio del 1907. Ora viviamo la nostra missione di esportare il dialetto bresciano in tutto il mondo, in Italia. Per ora a Napoli ci stiamo divertendo con queste puntate. Il modo di dire di oggi è i gavasso i pecole röde. Siamo fortunati che abbiamo incontrato nuovamente questa gentile e semplice signora. Semplice poi non direi tanto, perché sono abbastanza appariscente comunque. Semplice proprio no, dai. Un pochetto, diciamo, la semplicità sta nel cuore. Sì, assolutamente la semplicità non guasta. Io dico che ci vuole quello e quello. Ci vuole sicuramente essere estrusi e essere semplici allo stesso tempo. A noi basterebbe che lei leggesse questo, cara signora Valentina. I gavassoi pe colerod. Colerod. Qua è un po' difficilotta, sa? I gavassoi, pecolerod. No. Difficile, Valentì, questo. Questa non non l'ho capita. No. I gavassoi che... Ci lasciamo col dubbio, signora Bella. Sì. No, i gavassoi che non mi... Per la road può significare strada, pecolerod. No. Io sono distratto dai suoi bei gioielli, signora Valentina. Teletutto. No. Va bene, a posto così, dai. Brava comunque, apprezziamo. La prima sicuramente è lampante, si capisce proprio dal detto, cioè dal proverbio. Questi sono dei proverbi comunque. Proverbi, modi di dire. Questo proprio, modi di dire, questo proprio. Con Lina e Salvatore, mamma che bella coppia. Tutte le ore, noi piacciamo sempre a tutte le ore però, L'importante è che piacciate sempre in coppia, che non piaccia solo la moglie tua, Guardala qui, guardala come, guardatela. Sei un attore, Io sono nato attore, Sì, sono nato attore. Sei un tipo di compagnia. Sempre. Non ci si annoia con Salvatore in casa. Deve essere bello così. Salvatore, c'è da lavorare, ma basta bacetti. Carlo, ai gavassoi i pecolerod. Sì, vabbè, un po' la francese. I gavassò i pecolerode. Ma io sinceramente non saprei cosa. Un attimo. Ma tu sei attore, quindi inventati qualcosa. Ma io ora proverò i gavasso con le ruote. Le ruote possono essere le ruote del carretto. Ecco, posso pensare. Sì, gli vanno sopra con le ruote. Posso pensare che a volte non ti fa passare sopra con le ruote, non ti fa sottomettere, roba del genere. Quindi se a una persona gli vanno sopra con le ruote, vuol dire che. No, è sottomesso, ti schiaccia. Sottomesso che si fa Vuol dire che non ti schiaccia, ti passa sopra. Capito? Ti passa a carattere. No, non è carattere, ti fa sottomettere. Bravi, che Dio vi benedica, vi abbraccio. Grazie Carlo, grazie. Ciao. Siete grandissimi. Gli va sui pecole rode. Esatto. Super. Passano sopra con le ruote. Ciao Brescia. Ciao. Via tutto Toscana. Ciao. Ciao. Castel dell'Ovo, ciao. Cunicula.